Amici, buongiorno, eccoci qua e siamo giunti al 14 di aprile. Anche stamattina andiamo con l'oroscopo del giorno, ossia il giorno martedì 14 aprile 2020. Partiamo subito con il segno dell'Ariete. La Luna in opposizione potrebbe rendere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua. Qualche intoppo nella sfera sentimentale vi metterà preoccupazione, quindi ci sarà qualche piccolo imprevisto che cercherà di crearvi un po' di preoccupazione, vi metterà un po' in agitazione, quindi cercate di mantenere la calma perché poi a fine serata le cose miglioreranno vista d'occhio. Per i single dovranno allontanare una persona che non fa altro che diffondere pettegolezzi, quindi la solita persona gelosa che cerca di mettere come si usa dire, il paletto tra le ruote. Quindi occhio, tenete alla larga questa persona appena la riconoscete. E andiamo con il Toro. Alcuni progetti sentimentali non decollano e questo vi metterà in agitazione, quindi non dovete correre, le cose vanno fatte un po' alla volta, vedrete che andranno al miglior dei modi, quindi non vi dovete agitare. Tuttavia in serata la burrasca rientrerà e sarete di nuovo sereni, quindi in serata tornerà di nuovo la serenità. Anche i single avranno l'umore basso, una bella uscita con gli amici li risolverà. Ma tutto questo non è possibile perché siamo in quarantena e quindi dobbiamo sopportare un'altra giornata. Allora andiamo con i Gemelli. Scusate che un po' raffreddato, non coronavirus, raffreddore. Meglio scherzare. Gemelli, amore. Qualche piccola discussione potrebbe far barcollare anche le coppie più solide. Quindi evitate discussioni, rimanete calmi perché in coppia non sempre è festa e rosa, ma ci sono alti e bassi in qualsiasi coppia. Il favore di Venere aiuta però chi cercherà di riappacificarsi, come vedete. I single avranno una carica emotiva straordinaria e saranno disponibili ad aiutare gli altri. Quindi la giornata vi è favorevole per aiutare ad altri. Bene, bene. Cancro. La luna è piuttosto ostile e le contrarietà con la persona vicina aumenteranno. Usate pazienza e comprensione se non volete che qualcosa si rompa. I cuori solitari dovranno stare attenti a non imbattersi in avventure o storie complicate. Quindi non vi complicate la vita, rimanete con i piedi a terra, tranquilli e sereni. Leoni, leoncini. La giornata si apre con la luna nel segno, quindi mettete da parte la pigrizia e quella perenne indecisione che spesso vi impedisce di godere di quanto di buono avete nella vita. Ottima giornata anche per i single che avranno vicino gli effetti più cari. Vergine, giocate le vostre carte con tutta tranquillità. Oggi l'amore guadagna punti e vi consentirà di trascorrere una giornata fantastica con la persona
fantastico con la vostra dolce metà, quindi con la vostra dolce metà passerete una giornata fantastica, bellissima, quindi godetevela. Single potranno godere di speciali favori celesti che manifesteranno tutto il loro splendore. Quindi il leone quest'oggi dovrà mettere solo da parte la perizia, che è troppo pigro. Bilancia, amore. La situazione astrale non è molto favorevole. Le incomprensioni con il partner potranno peggiorare il vostro umore. Evitate di impuntarvi su questioni di poco conto, quindi non state lì a impuntarvi su cose sciocche, non porta a niente, porta solamente a discussioni. Sarà una giornata molto piena per i single, sono in vista nuovi programmi. Auguri per i single. Scorpione, giornata soddisfacente da molti punti di vista. In amore il cuore vola e difficilmente riuscirete a controllare le emozioni. I single dovranno essere abili e usare le parole se vorranno convincere qualcuno a passare dalla loro parte. Quindi dovete convincere qualcuno di credervi più che altro. Sagittario, in campo amoroso evitate i salti nel vuoto, meglio agire con consapevolezza e con la certezza di essere corrisposti, soprattutto per chi deve programmare qualche passo importante. Per i single ci saranno ottime probabilità di incontrare persone vere e sincere. Capricorno, la luna oggi è ballerina, avvertirete momenti di stanchezza e qualche piccola discussione con la persona amata vi disturberà. I single faranno un esame di coscienza e si accorgeranno che i conti non tornano. Acquario, la sfera privata scorre serena, per il momento non ci sono variazioni o sorprese e non c'è alcun bisogno di guardarvi intorno. Se siete single, oggi avrete la soluzione per avvicinare una persona che vi piace, ma non perdete tempo. E infine il segno dei pesci. Oggi potrete contare su un asetto planetario favorevole. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Per i single sono in arrivo buone notizie per l'amore. E così era l'oroscopo di oggi, martedì 14 aprile 2020. Per i nuovi entrati, se non l'avete fatto, fatelo, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà un nuovo video vi verrà comunicato con una notifica. Per le persone che hanno bisogno di parlare nel privato con il sottoscritto, sia per una consulenza di cartomanzia, sia per ritorni, legamenti d'amore e via via, per qualsiasi informazione, qua ci sono i numeri nello scroll, potete sempre contattarmi. Io vi saluto, vi abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento per domani mattina alla stessa ora più o meno. E come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Buona giornata.